Giovanni, bella serata per festeggiare questo trentennale importante della tua attività, insomma, siamo alle porte di Udine, il Friuli, cuore pulsante, via dicendo, che lo dobbiamo aggiungere. Sì, io ringrazio tutti che sono venuti perché probabilmente hanno creduto e credono alla Elsi come un punto di riferimento per la sicurezza. Cominciata appunto 30 anni fa nella cantina di casa, era novembre dell'87, quando ho cominciato a mettere su, prima per la ricerca del nome, che in ogni caso poi è stato l'acronimo delle iniziali delle figlie, una Elena e l'altra Silvia, poi il simbolo, che anche quello là, il logo, che non sapeva cosa fare, grazie a un grafico amico del mio amico abbiamo scelto quello là, che ha un significato ben preciso, un'area circoscritta che sembra un uovo, attraversato da raggi che controllano e poi vengono riflessi dalla superficie, come accade nel fare. Quindi e così è iniziata l'avventura della Elsi. Sono passati 30 anni, ma ci sono altri 30 anni da fare. Ma sicuramente sì, non ci poniamo limiti, perché il lavoro ci piace, ci gratifica non economicamente, ma ci gratifica come lavoro, perché ormai è sempre più difficile, è sempre pieno di ostacoli, però grazie alla volontà, grazie alla famiglia riusciamo a andare avanti. Auguri, non te lo dico perché ogni tanto si dice che non è proprio il massimo, però cosa ti aspetti dal 2018? Ma speriamo che migliori rispetto al 2017, che è già stato un anno positivo. E soprattutto adesso coinvolgi, immagino, le tue figlie, no, nel progetto. Sì, le stanno sempre più coinvolgendo, sperano che stanno già prendendo abbastanza piede sia tecnicamente che commercialmente, quindi mi auguro che nel 2018 possano essere ancora più autonome per portare avanti l'azienda, così lasciano un po' più di libertà anche verso di me.